luoghi colpiti dal sisma del 1968 nel territorio belicino. Analisi e proposte degli architetti. Rigenerare senza dimenticare, consolidare le radici culturali delle comunità, superare le criticità della ricostruzione, rilanciare il ruolo fondamentale dei centri storici, riqualificare le periferie urbane. Sono questi i temi che alimenteranno il dibattito in occasione del 50° anniversario del terremoto del Belice. Cerebrale per capire che si può star bene senza complicare il pane. Ci si spalma sopra un bel giretto di parole vuote ma doppiate. Mangiati le bolle di sapone intorno al mondo e quando dormo taglia bene l'aquilone. Togli la ragione e lasciami sognare in pace. Liberi come eravamo ieri, dei centimetri di libri sotto i piedi per tirare la mania della porta e andare fuori. Come Mastroianni anni fa, come la voce guida la pubblicità. Ci sono stati dei momenti intensi ma li ho persi già. Cerebrale per capire che si può star bene senza calpestare il cuore. Ci si passa sopra almeno 2 o 3 volte i piedi come sulle aiuole. Leviamo via il tappeto e poi mettiamoci dei pattini per scivolare meglio sopra l'odio. Torre di controllo, aiuto, sto finendo l'aria dentro il serbatoio. Potrei ma non voglio fidarmi di te. Io non ti conosco e in fondo non c'è in quello che dici qualcosa che pensi. Sei solo la copia di 1000 riassunti. Leggera, leggera, si bagna la fiamma, rimane la cera e non ci sei più. Vuoti di memoria, non c'è posto per tenere insieme tutte le puntate di una storia. Piccolissimo particolare, ti ho perduto senza cattiveria. Mangiati le bolle di sapone intorno al mondo e quando dormo taglia bene l'aquilone. Togli la ragione e lasciami sognare in pace. Liberi come eravamo ieri, dei centimetri di cielo sotto i piedi. Adesso tiro la mania della porta e vado fuori. Come Mastroianni anni fa, sono una nuvola, fra poco pioverà e non c'è niente che mi sposti o vento che mi sposterà. Potrei ma non voglio fidarmi di te. Io non ti conosco e in fondo non c'è in quello che dici qualcosa che pensi. Sei solo la copia di 1000 riassunti. Leggera, leggera, si bagna la fiamma, rimane la cera e non ci sei più, e non ci sei. Si è concluso a Santa Margherita del Belice il convegno organizzato dall'Ordine degli Architetti di Agrigento dal tema I luoghi colpiti dal sisma nel 1968 nel territorio belicino della provincia di Agrigento. Analisi e proposte degli architetti. L'iniziativa, svoltasi presso il Teatro Sant'Alessandro, ha registrato il tutto esaurito. La giornata di lavori si è articolata in 3 sessioni. La prima, su rigenerazioni dei luoghi colpiti dal sisma,
La seconda con una tavola rotonda che ha visto la partecipazione dei massimi vertici dell'ordine nazionale e regionale, dei sindaci del Belicino e dei rappresentanti del mondo imprenditoriale. La terza nel pomeriggio che ha avuto come tema la rete dei presidi di protezione civile e il ruolo degli architetti nell'emergenza e nella ricostruzione. Nel corso del dibattito è emerso che il piano impeccabile della ricostruzione dei comuni distrutti dal terremoto è stato calato dall'alto e poco si è adattato all'identità dei luoghi, della popolazione, alle esigenze dei cittadini, riportando errori urbanistici visibili ancora oggi, a 50 anni dopo il terribile evento. L'aspetto più importante che ha caratterizzato il convegno è stata la redazione di un documento sulla rigenerazione urbana dei luoghi colpiti dal sisma, dei centri storici e delle periferie, che il Consiglio dell'Ordine degli Architetti, insieme con i delegati individuati nel corso dell'Assemblea, consegneranno nelle mani del Consiglio Nazionale degli Architetti durante il prossimo congresso nazionale in programma a Roma nel mese di luglio. È una giornata importante questa per il nostro 50° anniversario, per quel terribile terremoto che ha colpito queste zone. Ma gli architetti italiani oggi sono qui e sono qui grazie all'onore che ci ha dato il Consiglio nazionale di essere qui presenti col Presidente del Consiglio nazionale degli architetti Pino Capochin, che ringrazio a nome mio e di tutto il Consiglio dell'Ordine degli architetti. Devo dirvi che quando con l'amico Rino Lamento abbiamo pensato a questo evento, lo abbiamo detto al Presidente nazionale, è stato felicissimo di venire qui, questo frutto di una grande attenzione che questo Consiglio nazionale ha nei confronti di questa provincia di Agrigento, perché non è la prima volta, è già la terza volta che loro sono qui presenti, e che grande affetto che ha anche per il nostro ordine. E sono qui presenti anche i consiglieri nazionali, sono qui presenti Lidia Cannarella, la nostra collega siciliana, sono presenti Diego Zoppi, Fabrizio Pistolesi, Walter Baricchi, col quale avremo anche il piacere e l'onore di presentare oggi pomeriggio il presidio di protezione civile dei volontari architetti del nostro ordine, a cui va un grande ringraziamento da parte nostra, mio personale, di tutto il Consiglio dell'Ordine che ho l'onore di rappresentare, perché questi volontari sono stati presenti negli eventi che sono successi nel centro d'Italia, sono sempre presenti anche su diverse tematiche in provincia di Agrigento. Ma io devo chiedere scusa a tutti, perché un grande ringraziamento lo devo dare a Rino Lamento, che lo ha retto in maniera elegante e forte, con una grande passione, che oggi riveste il ruolo di vicepresidente nazionale, ma con il cuore sempre vicino a noi, supportandoci e sopportandoci il più delle volte, e anche questo evento è stato per noi una roccia. Devo dirvi che oggi è una giornata interessantissima, perché la presenza di noi architetti, la presenza delle istituzioni è un fatto importante per questo territorio. È un evento dedicato ai sindaci, che sono i portavoce di questo territorio. Su questo ringrazio tantissimo il padrone di casa, il sindaco di Santa Margherita di Belice, che ci ha ospitati. Un interessante convegno oggi dell'Ordine degli Architetti che interessa proprio la città, il paese, il centro storico, tutta la ricostruzione proprio di Santa Margherita Belice e della sua zona. Sì, un importante appuntamento. Io sono grato veramente all'Ordine degli Architetti che hanno voluto premiare Santa Margherita, hanno scelto questa nostra città, questo nostro luogo per celebrare questo momento importante di confronto, questo momento importante dove c'è veramente, penso, parliamo di responsabili nazionali, ho visto tanti professori universitari, io penso che sia veramente un'occasione unica per parlare dopo 50 anni ancora di una ricostruzione che purtroppo non ha
ha ancora messo la parola fine, e questo è scandaloso, però oggi non dobbiamo parlare né di lamentazione né di rivendicazione. Oggi penso che questo convegno debba invece servire proprio per riqualificare i nostri centri storici, per rigenerare le nostre periferie, e allora siamo ben lieti di essere qui, di ospitare questi architetti illustri, per avere idee, per essere consigliati, per capire di disegnare appunto la Santa Margherita del futuro, e non solo la Santa Margherita del futuro, diciamo tutto ciò che è stato distrutto dal terremoto, per ricollegare nuovamente alla memoria, alla cultura dei nostri territori, e lo dobbiamo fare attraverso le buone idee, attraverso le proposte, attraverso questo dibattito che oggi penso che sia molto ma molto interessante e proficuo. Ecco perché sono fiducioso che dopo questa giornata noi possiamo avere le idee più chiare per ridare alla città una vivibilità, per dare soprattutto alle nuove generazioni che non hanno vissuto la Santa Margherita di Belice pre-sisma, per ricollegarli con la memoria che è appunto poi l'identità di una comunità. Ecco perché penso che è importante questo convegno, ecco perché sono contento che ciò avviene nella città del Gattopardo, nel luogo di infanzia di Tomasi di Lampedusa, nel Teatro Santo Alessandro, che per noi è appunto un luogo quasi mitico, ricco di storia, ricco di fascino. Allora ben vengano queste iniziative, penso che siano molto ma molto utili per servire appunto una comunità. Il posto è sicuramente eccezionale, veniamo sempre volentieri, stiamo facendo il Giro d'Italia, 14 tappe, questa settimana tocca la Sicilia, stiamo preparando il congresso nazionale degli architetti sul tema delle città del futuro, e quando parliamo di città del futuro non ci riferiamo soltanto alle città metropolitane, ma ci riferiamo anche a tutte quante le aree interne, le aree come queste colpite dal terremoto. Siamo stati già in Abruzzo, siamo stati in Molise, saremo presto anche nelle Marche e nell'Umbria, perché sono realtà diverse e importanti. Qui poi c'è una realtà veramente molto difficile, cioè 68, sono passati 50 anni, e da quella documentazione che ho visto c'è stata una ricostruzione che non ha tenuto conto di quello che era il pensiero della gente che ci abitava, cioè una ricostruzione che è calata dall'alto. E credo che questo diventa anche un elemento importante per il nostro congresso, questa esperienza per dire come non si deve fare questo tipo di operazione, anche se poi da quello che ho visto la gente del posto ha invece operato in maniera veramente brillante, trasformando anche dal punto di vista del futuro, dal punto di vista, come si può dire, economico, trasformato anche le zone agricole con dei vigneti importantissimi, che ha creato una nuova economia per la città. Quindi questo è proprio merito della popolazione, che ha saputo, anche di fronte a uno Stato che magari molto spesso è stato assente, a rimboccarsi le maniche. È stata fatta una ricostruzione che, così come impostata, poteva essere fatta in qualsiasi altra parte d'Italia, cioè senza tener conto della realtà storica, di tutte quante le preesistenze, la cultura delle persone. È stato fatto da quello che ho visto, cioè della periferie più che una ricostruzione di un centro, con una serie di scelte fatte di tipologie edilizie più da città nordiche, città giardino nordiche, con queste case a schiera, che però mancano dell'anima, mancano di quel tessuto storico, quel tessuto di aggregazione che è fondamentale, specialmente per città e luoghi come questi, dove l'aggregazione della gente è un fatto importante. E questo purtroppo è una grossissima pecca, perché è stata calata dall'alto, è stata calata dallo Stato, facendo una sperimentazione anche interessante da certi punti di vista, che però non teneva conto della qualità dei luoghi e della realtà e di tutta quanta la civiltà della popolazione. Questo purtroppo è assolutamente mancato. È quello che noi vorremmo che non succedesse più. Quello che stiamo dicendo anche per il terremoto del centro Italia, dove quando si parla di ricostruzione, prima di parlare della ricostruzione su posti dove la gente se ne andava prima del terremoto, come qui nel Belice, è evidente che c'erano dei problemi dal punto di vista economico, e quindi sono problemi. Prima va risolto, fatta una scelta di quella che è il futuro sotto questo profilo, appunto una strategia economica, perché quando c'è una strategia economica che fa sì che la gente rimanga, quindi bisogna creare le condizioni perché la gente rimanga, e quella che è andata via ritorni. Qui invece, da quello che ho letto, addirittura davano i passaporti facili perché la gente partisse e se ne andasse. Questo veramente sono esperienze
che dobbiamo analizzare a fondo perché non si ripetano più. A 50 anni dall'evento sismico del 68 proveremo ad analizzare un po' le conseguenze sul territorio di quel terremoto e delle politiche di ricostruzione adottate all'epoca. La città simbolo di quelle politiche è sicuramente la città di Gibellina, dove l'idea di recupero, di ricostruzione si è fondata sulla realizzazione di opere di architettura e di arte contemporanea che avrebbero dovuto fare da traino per una ricostruzione di qualità, ma non solo dal punto di vista fisico, ma anche dal punto di vista socio-economico e culturale. Però onestamente a distanza di 50 anni quella idea si è rivelata una vera e propria utopia, in quanto i cittadini non hanno sentito proprio i nuovi luoghi non sono stati mai diciamo, voluti dai cittadini, li hanno quasi rifiutati. Interi centri sono stati trasferiti come la stessa Gibellina, Montevago, piuttosto che Sala Paruta, quindi in zone decentrate con ampi spazi dove il cittadino non ha trovato le proprie radici culturali, la propria identità. Per cui oggi noi dopo 50 anni cosa possiamo fare? Possiamo parlare ancora di ricostruzione? Non credo, sarebbe paradossale. Noi oggi dobbiamo parlare di nuovi processi urbani che cercando di non reiterare gli errori del passato, passino innanzitutto per un processo di confronto, di partecipazione con i cittadini, quindi nuovi processi non tanto per ricostruire la ricostruzione avvenuta, ma per tentare una riqualificazione urbana dei centri colpiti dal sisma. Noi siamo convinti che quindi al centro del processo di riqualificazione ci deve essere la partecipazione, ma soprattutto ci deve stare il progetto di architettura al centro di questi processi, quello con la P maiuscola, e noi riteniamo che il progetto che possa garantire qualità si acquisisce attraverso i concorsi di progettazione della politica che noi stiamo facendo a livello nazionale. Come valuti queste iniziative, il tuo punto di vista anche come comune, diciamo, che ha subito il terremoto? Ma intanto è una ottima iniziativa, peraltro dico avere qui l'ordine provinciale con figure di grande rilievo mi sembra una bella opportunità per questi territori, perché poi loro abbiano incentrato tutto anche sul discorso di recupero, di valorizzazione, cercare in qualche maniera di snellire quell'aspetto, diciamo così, cementizio che si vede scorrendo questi luoghi. Mi sembra un'ulteriore e bella opportunità. Questa mattina sono qui da sindaco del comune di Montevago anche per capire insieme quali strategie mettere in atto per aiutare, diciamo così, in maniera armonica un territorio dove il cemento è l'elemento dominante, non sempre bello e non sempre esteticamente di buon, diciamo così, impatto visivo. Montevago in particolare, credo qui per quanto riguarda l'Agrigentino, più degli altri comuni vive questo dramma di una cementificazione esagerata. Non lo so cosa si riesca poi a fare, perché nel caso specifico io parlo di un territorio che oltre ad avere questa massa di cemento armato ha poi 13 ettari e mezzo di verde, però non lo si vede questo verde, in ogni caso gestirlo anche questo è un problema, per cui alla fine dal verde emerge magari a volte solo sporcizia più che elemento, diciamo così, di alto gradimento che possa equilibrare, quindi ci sono una serie di problematiche, non lo so quanto questo possa essere, voglio dire, quante soluzioni si possono mettere in cantiere, mi auguro che qualche soluzione ci sia. Nel caso nostro, io lo dico, l'ho già detto in altre occasioni, l'ho detto in occasione del 50° in particolare, chi ha pensato a
tagliare le radici, a togliere tutto e a portare la ricostruzione in un altro luogo, io credo che non abbia fatto un servizio a queste comunità, non abbia avuto lungimiranza, abbia guardato con occhi molto miopi, direi quasi cieco, ecco, perché oggi queste comunità a distanza di 50 anni non hanno una propria identità. Santa Margherita già è una questione diversa, perché rivivi i luoghi che furono non solo del Gattopardo ma dell'identità di questa gente. Montevago invece questa identità l'ha completamente perduta. Io durante questa mia amministrazione sto puntando molto al recupero del vecchio centro per farne proprio un luogo di memoria, di cultura, di storia, da trasmettere ai ragazzi, da trasmettere alle future generazioni, perché poi il problema è tenere vivo non il ricordo della morte, ma il ricordo di quello che fu la vita in questi luoghi. Quindi un po' quello che stiamo facendo. Oggi qui vorrei in qualche maniera partecipare alla tavola rotonda per capire quali spunti questo incontro di questa mattina, di questa giornata possa dare e quanto possa essere proficuo per noi. Un convegno che sta avendo già un buon inizio con la partecipazione di tante personalità anche del vostro ordine, ma anche di tanti attori partner regionali e siciliani e tantissimi sindaci anche del comprensorio. Come ho detto nell'apertura dei lavori, gli architetti della provincia di Agrigento oggi sono qui presenti, sono presenti gli architetti siciliani con la consulta regionale degli architetti, con il presidente di Trapani, col presidente dell'ordine degli architetti di Palermo. Sono qui anche gli architetti italiani rappresentati da buona parte del Consiglio nazionale, ma soprattutto da Pino Capochin e dal nostro conterraneo l'architetto Rino Lamendola e tanti altri consiglieri nazionali. Abbiamo voluto fare questo evento a Santa Margherita di Belice, nonostante un teatro bellissimo ma non molto capiente, ma perché volevamo essere vicino alle zone di Ruta. Attraverso questo convegno noi intendiamo stilare un documento da portare al Consiglio nazionale degli architetti per parlare di rigenerazione urbana, di rigenerazione dei centri storici, e non solo per i luoghi di Ruti, ma perché riteniamo che i centri storici della provincia di Agrigento, seppur non hanno subito questi eventi calamitosi, si trovano nello stesso stato di abbandono, ed è per questo che gli architetti ci sono. Su questo noi come Consiglio dell'Ordine ci siamo tanto dibattuti durante questi 9 mesi di consigliatura e continueremo a farlo portando, dicevo, un documento al Congresso nazionale degli architetti del 5, 6 e 7 luglio. Bisogna ricostruire una base culturale innanzitutto di questi luoghi che con questi eventi drammatici si è andata un po' piano piano a perdere. Io vengo da Messina, che è una città che è stata fortemente colpita dal sisma nel 1908, ha perso metà della sua popolazione e si è piano piano ricostruita nello stesso luogo. Ecco, noi qui dobbiamo mettere un impegno straordinario per rilanciare queste aree, dobbiamo essere tutti insieme e la consulta che ho l'onore di rappresentare mette assieme tutti gli ordini di Sicilia che sono tutti innamorati della loro terra. E così dobbiamo trovare i sistemi attraverso incontri, attraverso dibattiti, ma anche attraverso workshop operativi per creare nuove sinergie tra tutti questi comuni che hanno vissuto momenti drammatici, ma anche centri storici che piano piano si sono svuotati per altri problemi. I processi della ricostruzione sono indubbiamente molto importanti. Devo dire che la parola ricostruzione fa parte di 3 vocaboli che sono stati determinati dal Consiglio nazionale come obiettivi strategici nelle nuove politiche che coinvolgono il rapporto di architetti e protezione civile. Questi 3 vocaboli sono prevenzione, gestione dell'emergenza e ricostruzione. Dove il vocabolo principale per noi, più ancora della ricostruzione, è la prevenzione, perché quando parliamo di gestione dell'emergenza e ricostruzione vuol dire che siamo già in pieno a una catastrofe e a tutte le conseguenze che ne derivano. Però certamente, per limitarci al tema della ricostruzione, il problema della ricostruzione non è solo un aspetto urbanistico e architettonico. La ricostruzione si fa se si riesce a conservare il valore identitario delle comunità che vivevano in quei siti. Se non si riesce a ricostruire il carattere socio-economico di questi paesi, la ricostruzione rimane semplicemente un esercizio accademico. L'ultimo grande sisma che abbiamo avuto in Italia, ne abbiamo avuti parecchi nel tempo. Da direttore di Domus, una rivista
di architettura ho scritto un editoriale che ho chiamato in maniera un po' irriverente "La ricostruzione è un fatto squisitamente culturale". E questo per dire che secondo me si è davvero stolti se si pensa che i luoghi si ricostruiscono con le pietre. Le pietre vengono dopo, altrimenti è un disastro, perché le pietre possono fare più male, le ricostruzioni possono fare più male che i sismi. Noi abbiamo una straordinaria esigenza di ricostruire i luoghi, ricostruendo anche l'appartenenza delle persone ai luoghi. I luoghi esistono perché ci sono le persone e sono fatti per essere abitati, ma se non torniamo a parlare insieme, civilmente, non da architetti, da ingegneri, da geologi o quant'altro, ma civilmente come cittadini e come persone, che cos'è l'abitare, che cosa rappresenta per noi l'abitare e quindi chiedere ai tecnici, agli architetti per esempio, agli ingegneri per esempio, come ricostruire i luoghi di cui abbiamo bisogno. E voi avete una straordinaria fortuna perché voi avete dei luoghi che sono luoghi, È una riflessione che facevo, di cui mi piacerebbe parlare anche questa mattina, che in realtà tutti noi, molti di noi, abitano case che non hanno fatto loro. Abitiamo case che abbiamo trovato, che sono lontane nel tempo, e quella è quella memoria, quell'appartenenza che ci radica a dei luoghi. Quando abbiamo la presunzione di azzerare, di ricostruire, di ricominciare tutto da capo, è un delirio, cioè è come sentirsi nudo, è come avere la presunzione che si possa ricominciare. Noi dobbiamo ripartire da quello che abbiamo, poco che sia, ma da lì dobbiamo ripartire. Voi avete un straordinario patrimonio, voi avete dei luoghi che non hanno bisogno di descrizione, non hanno bisogno di intellettuali, non hanno bisogno di archeologi, ci sono, li avete. Avete anche la fortuna di avere insieme quello che io penso sia la vera questione dell'abitare. L'abitare non vuol dire soltanto avere degli edifici, ma vuol dire saper stare con le persone, saper ospitare. Immaginate una parola bellissima che non usiamo più, quella della convivialità, cioè dello stare insieme. Ecco, in questi luoghi qua mi viene da dire, qua vicino al mare ci troviamo in uno di quei luoghi in cui è stato inventato modernamente il saper abitare, il saper stare insieme, e quindi i nostri antenati hanno costruito i luoghi per stare meglio insieme. Noi abbiamo smesso, bisognerebbe che le comunità ripartissero da questo. Però è una questione dove ognuno si deve prendere la responsabilità, cioè non bisogna delegare, non bisogna aspettare che arrivi qualcuno e faccia qualcosa. Dopo, prima è la comunità che decide che cosa vuole, che cosa ha bisogno, e poi arrivano specialisti, tecnici, professori, tutti quelli che volete. Però noi dobbiamo smettere di aspettare che arrivi qualcosa. La comunità deve farsi carico, la comunità deve sapere di che cosa ha bisogno. Le dico una cosa, noi per anni abbiamo delegato tutto a dei fatti di tipo amministrativo. Per esempio, non so, viviamo in una società di diritto in cui è fondamentale che ci siano delle leggi, giusto? Certo. E quindi abbiamo, come dire, fondi, abbiamo persone che lavorano per fare, perché è indispensabile che ci sia una legge, però nessuno dice che avere una legge è la migliore del mondo senza che la gente sappia a che cosa serve è un disastro. Quindi noi dovremmo, con pari diritti e pari dignità, avere persone che di mestiere fanno quello, come non so, la parola partecipazione, è indispensabile, no? Ma non si partecipa in maniera volontaria, è un mestiere, anche la partecipazione è un mestiere, come il vostro mestiere, il mio mestiere. Ecco, noi dovremmo avere dei fondi per poter far sì che le comunità riescono a esprimere davvero quello che vogliono, altrimenti così come facciamo finta di esprimere, cioè ci rivolgiamo falsamente alla gente, ci vediamo che cosa la gente dice, ma cosa volete che la gente dica se non sa neanche qual è la questione? E quindi vede, tutto questo bisogna farlo prima. Ognuno di noi ha il dovere di rinegoziare la propria appartenenza al proprio luogo, cioè dobbiamo smettere di aspettare che arrivi qualcosa, dobbiamo ricominciare dopo. Quello che dice lei è assolutamente indispensabile, però questa volta lo facciamo da persone consapevoli, la consapevolezza di quello che ci manca. A quel punto, se sappiamo davvero, se siamo consapevoli che ci manca, nessun politico potrà imbrogliarci.
perché saremo forti e d'altronde non è un pensiero mio, ma se torniamo poco indietro nel tempo, per esempio a un signore che si chiamava Adriano Olivetti, che delle comunità aveva fatto, che non era, diciamo, anche un grande intellettuale, ma soprattutto era un grande imprenditore, lui riparte dalle comunità, riparte da Ivrea e conquista il mondo, prima ancora che arrivassero le multinazionali. Ecco, quindi, e lui non è che aveva detto Milano, Torino, no, a Ivrea, venite qua, sono qua. L'ho raccolto solo un aneddoto, a un certo punto sono rimasto davvero sconvolto da una cosa che ho letto. Il consiglio di amministrazione all'epoca aveva la Olivetti aveva, non so, 40-50 mila persone che ci lavoravano dentro. Allora mi dico, dobbiamo licenziare 3.000 operai. Allora dicevano, come è possibile? Il papà Camillo Olivetti ha detto, l'unica cosa che non puoi fare è licenziare le persone, perché quelle sono persone che vivono nella tua comunità, altrimenti muori anche tu. Lui dice, datemi qualche giorno di tempo, nuovo consiglio d'amministrazione, ci ho trovato la soluzione, dice il presidente. Dice, qual è? Dice, assumiamo 300 venditori. Dice, come assumiamo 300 venditori? Aveva ragione lui, l'anno dopo, assumendo 300 venditori, ha dovuto assumere altri 3.000 operai. Vede che c'è sempre un punto di vista, però quel signore lì era un signore, un industriale, che quando ha dovuto scegliere per la sua azienda un capo del personale, sapete chi ha preso come capo del personale? Un poeta. E gli hanno detto, ma è scemo, cioè un poeta che ha il personale. Lui teneva le persone, lui sapeva che tutto quello che lui faceva partiva dalla gente, partiva dalle capacità che ognuno di noi ha e che non può esprimere perché siamo chiusi dentro le ideologie, cioè l'architetto fa l'architetto, l'ingegnere fa l'ingegnere, però siamo cittadini prima di quello. E se noi ci rimettiamo insieme, allora le cose potrebbero cambiare, senza aspettare che arrivi qualcosa. Quello che ha detto lei è perfetto, ma dopo, un attimo prima siamo noi, io, lei, lui. Bisogna sicuramente cominciare a creare un ragionamento complessivo e generale con chi è preposto ovviamente a dare suggerimenti, a dare un supporto alle amministrazioni locali per rigenerare il territorio. Noi quello che è stato fatto lo abbiamo già ben evidente, gli errori fatti nel passato sono già ben conclamati, sono già sotto gli occhi di tutti e bisogna ragionare in termini di rigenerazione proprio del territorio per dare l'opportunità alla popolazione del Belice di riacquistare anche in termini culturali una sorta di aggregazione, di rilancio rispetto alle attività poste in essere allora e in quel tempo. Tanto si è fatto anche in termini di bellezza, ma questo è dovuto anche a questa grande resilienza della popolazione del territorio del Belice, ma da un punto di vista urbanistico, da un punto di vista proprio infrastrutturale c'è ancora tanto da fare e tanto da pensare, ragionando ovviamente su quelle che sono condizioni che possono permettere in primis agli enti locali di gestire un territorio urbanizzato e confacente a quelle che sono proprio le caratteristiche socio-economiche e culturali del territorio stesso. ANCI può fare tantissimo, ma sicuramente in maniera sinergica necessariamente deve avere un rapporto con gli attori principali di questa ricostruzione, che sono comunque gli architetti, ma soprattutto le amministrazioni comunali, affinché si arrivi a un obiettivo comune, che è quello di riqualificare i centri urbani. Siamo qui oggi in questo bellissimo consenso che è qua a Santa Margherita di Belice, dove stiamo celebrando un brutto ricordo, che è quello del terremoto di 50 anni fa ormai. Ma io spero tantissimo che queste riqualificazioni e comunque tutte queste belle promesse si mettano in atto non nei prossimi 50 anni, io spero proprio tanto di no, ma almeno nel prossimo lustro. Qual è il ruolo di Sigindustria in un'iniziativa del genere e più che altro quali le proposte che può fare? Qualsiasi iniziativa e qualsiasi progettualità inerente alla ricostruzione dopo eventi tragici o ricostruzione o il ripensare i centri storici non può prescindere da un'analisi preliminare di quello che è il sistema economico, perché è il sistema economico che poi alimenterà qualsivoglia processo di ricostruzione. L'iniziativa è positiva e introduce il principio che è necessario un percorso che coinvolga tutti gli attori dei territori, quindi professionisti, sistema produttivo, costruttori, governo locale, governo regionale. Credo che
Diciamo, questa esperienza che abbiamo vissuto va riletta a 50 anni da quell'avvenimento in maniera critica, ma soprattutto anche propositiva. Il convegno di oggi, il confrontare la disciplina urbanistica con l'esperienza degli amministratori insieme anche alla storia che le nostre comunità hanno attraversato, credo che sia un momento importante sia dal punto di vista della conservazione della memoria per non ripetere gli errori del passato, ma soprattutto anche per mettere in moto attività ed esperienze che prefigurano, diciamo, un futuro migliore per le nostre comunità. L'esperienza del terremoto ci ha insegnato che nessuna opera di ricostruzione, nessuna opera di rilancio dello sviluppo economico possa avvenire in maniera imposta, ma deve essere una presa di coscienza e di attività e di protagonismo da parte delle popolazioni insediate, e credo che questa esperienza che noi abbiamo fatto nel Belice ha insegnato anche alle altre amministrazioni e anche, credo, alle istituzioni nazionali, al governo e agli organismi preposti alla ricostruzione, che nessun'opera può essere imposta con un atteggiamento dirigista e unilaterale. L'avere coinvolto nel 1976 i comuni nella fase di ricostruzione che dapprima erano state ignorate è stato l'elemento che ha messo in moto il processo di ricostruzione. Così anche il processo di sviluppo di cui sempre si è parlato, laddove lo Stato è stato reticente, i comuni, le amministrazioni, le aziende, le popolazioni dei comuni colpiti hanno fatto da sé. E credo che tutto ciò che oggi vediamo nelle nostre campagne, nei territori, lo slancio dei vigneti, degli uliveti, anche lo sviluppo turistico che i nostri territori hanno avuto, è stato uno sviluppo che è nato da esigenze e da protagonismo delle amministrazioni comunali e delle aziende locali, perché sia lo Stato e sia la Regione hanno avuto un atteggiamento timido, e questa timidezza ha portato ad altro che ritardare sviluppo e iniziative che, contrariamente a questa timidezza, sia i comuni sia le aziende hanno saputo mettere in moto. Quindi la lezione che noi possiamo trarre a 50 anni dal terremoto è che nessuna attività di sviluppo e di rilancio di intere città e di interi territori possa avvenire senza la concertazione e il coprotagonismo anche delle istituzioni locali. Ogni intervento è frutto e figlio del proprio tempo. 50 anni fa, quando è accaduto quello che è accaduto, le sensibilità erano molto diverse. Ciò nonostante, questo territorio ha comunque reagito. Spesso si parla in termini negativi, ma io sono venuto ieri e ho incontrato una natura meravigliosa, non prodotta solo dal sovrumano, ma dall'opera dell'uomo, da chi ha saputo ricostruire, ha saputo reinventarsi un territorio. È evidente che la sensibilità attuale comporta una serie di correttivi che forse possono essere utili. Essenzialmente credo che in tutta Europa è molto forte il concetto della comunicazione. Le città che sono competitive, i territori sono competitivi, devono saper comunicare all'esterno e all'interno. È molto importante attivare meccanismi di partecipazione anche decisionale tra la politica, tra le amministrazioni, tra le istituzioni e chi vive i territori. Questo proprio per far atterrare fisicamente quello che si intende programmare. Il problema spesso è stato che a grandi investimenti sono corrisposte opere poi non ottimali. Questo forse in tutta Europa viene visto come meccanismo per ridurre questo gap tra l'investimento dall'alto e quello che poi fisicamente atterra sul territorio. Questi luoghi che io credo che abbiano una potenzialità turistica straordinaria. La storia che vi permea e che non sta a me ricordarlo, dura da 2000 a 3000 anni,
è evidente che non può prescindere da una valorizzazione di questi luoghi. Quindi io credo che è assolutamente importante reinventarsi, perché oggi non si può pensare a rendite di posizione, queste non ci sono più per nessuno. Quindi i ruderi devono essere ripensati, esistono modelli anche economici, mi viene in mente l'albergo paese, ma ci sono anche altre forme di riuso. Oggi si parla di rigenerazione, si dice che non si devono consumare più parti del suolo non utilizzato, però questo significa che non si può più parlare solo di progetti, ma di processi. I processi sono qualcosa che coinvolge tutti. Tutti devono essere attori, perché devono essere coscienti che non ci sono rendite di posizione, quindi sta a ognuno di noi giocare la propria parte. Il tema della rigenerazione urbana è uno dei temi centrali che sta al centro della strategia degli architetti italiani, non solo quelli locali. Credo che il Belice sia un interessante territorio in cui una storia anche drammatica ha costruito un processo di rinascita, ma interrotto e non sempre con grandi contraddizioni. Molto probabilmente in alcune parti si è persa anche una forte identità con il passato, anche con la situazione pre-terremoto, che forse oggi è ancora il dolore più grande che il Belice ha al suo interno. Io credo che bisogna ripartire da lì, bisogna ripartire da percorsi che magari erano iniziati e si sono interrotti, e percorsi che devono essere ripresi e rilanciati in un ambito contemporaneo. Ho detto poc'anzi al convegno, a questo interessante e importante convegno organizzato dall'Ordine degli Architetti di Agrigento, che il Belice ha diritto alla contemporaneità, cioè a vivere una contemporaneità, una modernità. Questa contemporaneità però, così come avviene in tutto il mondo, non può essere scissa dalla ricostruzione di una identità storica. Non ci può essere contemporaneità senza il riconoscimento della propria storia. Io credo che questi sono i materiali da cui bisogna partire per ripensare una nuova idea del territorio e delle città qui nel Belice. Allora a questo punto io credo che sia necessario, e quindi il contributo degli architetti quale può essere, quello di non venire qui nel Belice soltanto ogni tanto a discutere e a dire delle cose, ma di realizzare un vero e proprio laboratorio permanente, in modo che alcune cose che nel passato erano positive vengano riprese, sono state interrotte, e che tutti insieme, anche con altri soggetti, penso all'università, penso al mondo non solo professionale ma anche produttivo, si possa costruire questa nuova idea della contemporaneità e entrare in una competizione all'interno del territorio, perché così come qualcuno ci ha spiegato anche oggi, il futuro delle città e del territorio è un futuro molto competitivo, quindi dobbiamo capire cosa mettere al centro noi qui nel Belice, perché in questa competizione quantomeno ci stiamo. Ecco. Dunque io ho raccontato un'esperienza ovviamente personale, diretta, progettuale, quella di San Giuliano di Puglia, dove un terremoto distrusse realmente solamente un edificio, che purtroppo era la scuola, e quel terremoto avvenne la mattina, quindi distrusse un'intera generazione. Allora lì si trattava di capire come ricostruire dentro un dolore così profondo, perché era un dolore di avere perduto il passato ma anche il futuro, avendo perso i figli, gran parte delle famiglie di quel paese, capire come da zero ricostruire nello stesso luogo, sul posto, un'idea di appartenenza. Allora devo dire che lì l'argomento fu proprio quello di trovare, attraverso il linguaggio architettonico e la strutturazione dei rapporti fra costruito e spazio pubblico, quindi un dimensionamento, un ridimensionamento rispetto al piano di ricostruzione degli spazi pubblici e una caratterizzazione molto specifica attraverso il linguaggio architettonico delle case di ognuno, una specie di possibilità di appartenenza. No? Lì abbiamo lavorato con i colori della pittura di Morandi, perché erano colori che ci sembravano avessero questa variabilità e eternità nello stesso tempo, cioè riuscissero a tenere insieme tempi diversi, perché il grande dramma e la grande difficoltà come progettista, il grande dramma delle persone che subiscono questi traumi è proprio quello di trovarsi da zero senza tempo. Allora il lavoro del linguaggio architettonico, perché da architetto io posso parlare solo di questo, è proprio quello di cercare di donare un'idea di tempo più lungo,
no? Di radicamento e di futuro possibile, e questo l'abbiamo fatto attraverso appunto queste 40 abitazioni che sono costate molto poco, 900 euro a metro quadrato, sono state costruite con maestranze locali, sono state costruite con un dialogo di molti mesi e anni con le famiglie su dove andarsi a collocare, in che maniera. È stato un lavoro proprio sul posto grazie al provveditorato, che allora era una struttura importante, molto grande. Si tratta proprio di entrare nella genealogia dei luoghi, comprenderla e cercare di inserirsi in quel percorso attraverso la contemporaneità, e credo che è quello che, diciamo, ad esempio qui nel Belice non è stato fatto, perché è stato fatto, diciamo, un progetto calato dall'alto, anche con grandi, diciamo, obiettivi, grandi figure, ma se non si capisce che ogni luogo è specifico e che le persone e i luoghi sono fatti della stessa carne, no? Sono fatti dello stesso, il corpo delle persone e il corpo dei luoghi è uguale, la stessa cosa. Se non si capisce questo e si pratica lo sradicamento è diciamo, impossibile riuscire a trovare una soluzione accettabile. Io credo che ci sia una possibilità sicuramente turistica, ma deve essere una possibilità turistica che implica il lavoro delle persone e la presenza delle persone, per cui non è possibile immaginare di portare le persone a visitare un rudere così com'è, bisogna immaginare di riutilizzarlo, reinserire attività, se non proprio anche vita quotidiana, ma in generale io credo che il tema qui in un luogo come questo sia quello che sta già succedendo, cioè un ritorno all'agricoltura di qualità e quindi all'attività produttiva, al lavoro, al collegamento col proprio territorio, e questo poi porterà, secondo me, passo dopo passo, se la politica sarà in grado di seguire questo progetto e anche gli architetti saranno in grado di farlo, porterà a una riappropriazione di tutti questi luoghi. I ruderi, diciamo che sono una specie di scrittura della memoria che va ripresa e va riraccontata, una storia che è interrotta, non è scomparsa, e questo va fatto attraverso appunto la progettazione, attraverso la natura. Per esempio, ad esempio, uno dei grandi temi collegati ai ruderi è quello di inserire la natura non come aggressione del tempo, ma come progetto, e sicuramente una parte di riutilizzo. Oggi già si è conclusa la prima sessione di questo convegno alla quale hanno partecipato illustri relatori del mondo urbanistico, dell'architettura, del Cresme, e con essi si è fatto il punto sullo stato attuale delle aree colpite dai terremoti, sulle criticità, ma anche sulle possibili strategie e le politiche da portare avanti per una corretta riacquisizione non solo del territorio ma anche dei valori dell'identità culturale, e tra queste l'architettura contemporanea, il ruolo dell'architettura di qualità, il ruolo di un'architettura che se da un lato deve essere capace di proporre soluzioni sempre al passo con i tempi, ma al contempo legate alle esigenze delle comunità e di coloro che abitano il territorio, dall'altro deve essere capace di riscattare quelle aree colpite con le criticità che le hanno accompagnate durante il processo di ricostruzione durante questi 50 anni. E l'Ordine degli Architetti di Agrigento, congiuntamente alla Fondazione Architetti del Mediterraneo, che è un organo della Fondazione, hanno voluto proporre congiuntamente a tutti i soggetti attivi nel territorio, Consiglio nazionale, Consulta, sindaci, amministrazioni, hanno voluto proporre questo momento di riflessione, di ragionamento culturale, proprio da un lato per ricordare, ma al contempo per individuare nel ricordare quelle, come dicevo, tutte quelle strade possibili da percorrere per restituire il ruolo e la dignità a queste aree, che non sono solo quelle colpite dal terremoto, ma anche tante altre abbandonate o in processo di abbandono, come i centri storici, le aree periferiche, le aree depresse. Questo è l'obiettivo che vuole raggiungere questo convegno, e che vuole anche essere il primo di una serie di impegni che nel futuro l'Ordine vorrà portare avanti, sicuramente porterà avanti ancora su questi temi.